Ciao a tutti e bentornati amici di Un Sorriso in Più Family. Io sono Angelica e vi ridò nuovamente il benvenuto per questo nuovo video. Oggi vi leggerò una storia che viene da un libro per ragazzi che leggevo da piccola e mi piaceva molto. Spero piaccia anche a voi. La storia si intitola La piccola ape capricciosa. Da una finestrella del suo alveare, l'ape Camilla stava scoprendo il mondo. Sotto gli occhi inteneriti della regina delle api, Camilla guardava incantata la bellezza dei fiori. Ma a un certo punto vide passare una cavalletta e allora si rivolse alla regina, che era anche la sua madrina. «Oh, come mi piacerebbe saltare come lei da un ciuffo d'erba all'altro! Per piacere, madrina mia, pensaci tu!» La regina era anche una fata e non le fu difficile esaudire il suo desiderio. Camilla, diventata cavalletta allora, si mise a fare salti sempre più alti, distendendo le sue lunghe zampe. Saltava, si nascondeva nell'erba e poi saltava ancora. Sì, insomma, si divertiva un sacco. Stava dondolandosi in cima ad un ramoscello quando vide, posata sopra una margherita, una farfalla che apriva le ali e spiccava al volo. Camilla chiamò la regina. «Oh, come mi piacerebbe volare con ali così belle! Per piacere, madrina mia, pensaci tu!» Allora la regina tramutò la sua figlioccia in farfalla. Svolazzare qua e là, libera e leggera, piaceva moltissimo a Camilla. Che delizia passare da un fiore all'altro e respirarne il profumo. Ma poi vide passare una coccinella e fu colpita da quel bel corpicino rosso a puntini neri. Le sue ali di farfalla, in confronto, erano così pallide. Allora disse alla sua madrina, che non l'aveva mai persa d'occhio: «Oh, come mi piacerebbe essere una coccinella! Per piacere, madrina mia, pensaci tu!» E Camilla diventò una coccinella. Le piaceva tanto sentire il rumore che facevano le sue ali mentre volava. Dopo un po' si posò sopra un albero fiorito, in compagnia di altre coccinelle, e vide che queste mangiavano i pidocchi che infestavano la pianta. Ne assaggiò uno e fece una smorfia di disgusto. Proprio in quel momento un'ape, con le zampine coperte di polline, aspirò il nettare di un fiore. «Tu sì che hai l'aria di mangiare cose buone. Che cosa stai facendo? E dove vai?» le chiese Camilla. «Zzz, cosa faccio? Faccio scorta di nettare per fare il miele», ronzò l'ape. Poi aggiunse con una punta d'orgoglio: «Soltanto noi api siamo capaci di fare il miele». «Oh, come mi piacerebbe essere un'ape e fare il miele con tutti questi fiori profumati!» esclamò Camilla. La regina sorrise e la fece ridiventare la piccola ape di prima. Camilla si mise subito a succhiare il nettare dei fiori come tutte le altre api. Andava e veniva dai fiori all'alveare, tutta indaffarata. E da quel giorno Camilla diventò un'ape laboriosa e mai più desiderò essere diversa da quella che era. Spero che anche questa storia vi sia piaciuta. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!